Le suore rimaste sono 11 più la badessa e almeno 3 o 4 di queste sono anziane e anche alcune in ottima salute. Mi domando come faranno a mandare avanti questa attività. Un processo lento che negli anni si andrà a consumare e che di fatto farà chiudere il monastero più che un magheggio architettato per pura volontà di vendita. Quello delle sorelle, invece, forse un tentativo di innescare l'inesorabilità di una decisione già presa a monte, quella di vendere l'immobile. A Ring è intervenuto chi il monastero di Santi Gervasio e Protasio lo segue da tempo e ne conosce segreti e movimenti. A mio parere c'è un abuso d'autorità. L'abuso d'autorità si configura quando le norme o le prassi prevedono una cosa e in realtà poi si agisce in modo diverso. Dovrebbe essere imminente l'uscita della settima, Suor Pietra, che aveva già annunciato la sua volontà di andarsene, ma si è trattenuta in monastero per ultimare dei lavori che non poteva lasciare incompleti, ma non si escludono altre uscite. Che ce ne siano di altre, questo è da vedere perché poi non è detta l'ultima parola. Sullo sfondo l'uscita di scena di Suor Aline Pereira, seguita da altre 6 sorelle e il conseguente commissariamento nelle mani della badessa 81enne Marta Driscoll, nominata da Mauro Lepori, abate generale dell'ordine cistercense. C'è la paura di non avere il controllo sulla comunità, no? Quindi un'autonomia che appunto, come ha detto anche lo stesso Lepori in diverse occasioni, rischia appunto di far sfuggire queste donne dal controllo, e questa è una pratica che si è ripetuta in tante altre realtà. Purtroppo San Giacomo non è l'unica. Da un lato dunque il monastero ormai semivuoto, popolato di sorelle in età avanzate che già con 26 monache faceva fatica ad autosostenersi, dall'altro un nuovo mondo fuori, con l'associazione religiosa delle suore cosiddette fuggitive ora ospitate in un luogo segreto che nelle prossime ore potrà essere svelato, con la possibilità che si istituisca un nuovo monastero.